La forza della discussione e della riflessione per dare la giusta valenza alla giustizia sportiva, un ambito che rivendica trasparenza e tutela dei diritti. E questo è l'intento di una serie di convegni itineranti sul tema promossi dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Cavalli e Persone. Il primo incontro a Padova con il patrocinio della Scuola dello Sport del CONI Veneto, della Regione Veneto, del Comune di Padova e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Padova. Il confronto si è tenuto al Circolo Unificato dell'Esercito. Troppi gli scandali nelle federazioni sportive e la gestione di lobby di potere. È stato sottolineato come sia necessario ripristinare la garanzia totale del rispetto dei principi di lealtà, meritocrazia e sportività. E dai lavori è emerso un invito alle istituzioni ad una riforma della giustizia sportiva. Quanto è importante parlare di giustizia sportiva e perché? Lo sport si regge sull'assioma, l'architrave del rispetto delle regole di se stessi e degli altri, ma fermandoci alle regole bisogna che siano rispettate e se qualcuno non le rispetta, qualche altro deve dirglielo e se non le ha rispettato con dolo o con colpa deve essere sanzionato. Questa è la ragione e la ratio per cui esiste la giustizia sportiva, con i suoi pregi e anche difetti. Noi oggi qui cercheremo di analizzare i pregi, ma in particolare ci soffermeremo anche sui difetti perché con il tempo se ne sono palesati vie più sempre più numerosi, per cui credo sia giusto in qualche modo parlarne senza denunciare niente in modo particolare, ma fare un'analisi seria di quelli che sono i problemi che riguardano la giustizia sportiva. Quali sono i principali problemi? Si parla, no, di spesso enti controllori che sono frutto, espressione degli enti controllati, è questo il principale elemento? È uno degli elementi, ma storicamente è sempre stato così e storicamente la giustizia sportiva ha sempre funzionato in modo egregio, pur essendo nominata da chi poi deve giudicare, perché siano tesserati, siano dirigenti, siano società o dirigenti federali, sempre espressione della stessa federazione sono, ma con il tempo, come dicevo, si sono peggiorate le situazioni. Noi in questo momento non vogliamo dare colpe particolari, ma vogliamo solo stimolare una sana analisi dei problemi perché poi si possa rimediare. Quanto lo sport incide nell'ambito formativo, no? Lei è presidente del CONI del Veneto, figura che lavora nel territorio da sempre. Quali sono le spinte che dovrebbero esserci proprio in questo ambito? Ma come dico sempre, quando mi parlano delle Olimpiadi, io dico le mie Olimpiadi e la mia medaglia è far fare sport a tutti i ragazzi e le ragazze del Veneto e su questo stiamo lavorando molto perché lo sport è agenzia educativa da sempre, ma adesso anche riconosciuto. È entrato nella Costituzione proprio nell'accezione dello sport di base, quello formativo, quello che insegna magari anche a diventare campioni, ma soprattutto quello che contribuisce a formare i buoni cittadini del domani. Come bisogna lavorare tra istituzioni e territorio, no? Per declinare questi principi formativi e fare sì che siano efficaci, perché ci sia un coinvolgimento corale nelle attività sportive, non solo agonistiche? Ma è bello, non è semplice, è complesso. Ci stiamo lavorando, come si dice. Io credo che la sinergia tra realtà che operano all'interno dello sport, anche se di matrice diversa, vuoi governativa, vuoi di amministrazioni pubbliche, vuoi di istituzioni e fondazioni varie, vuoi soprattutto per quanto mi riguarda dello sport, bisogna fare sistema, perché se ognuno va per conto proprio, il prodotto finito è molto minore di quello che si può fare facendo sistema, mettendoci insieme, soprattutto sul territorio, e traduco, se Sport e Salute, che è governativa, si mette in sinergia con noi del CONI, che abbiamo ben chiari gli obiettivi, abbiamo le competenze, conoscenze, know-how e capacità per mettere sul terreno, mettere a terra i progetti che loro hanno e che hanno difficoltà a mettere a terra. Se ci mettiamo assieme, come ho detto al ministro Albodi, per
per il territorio, per i ragazzi e le ragazze del Veneto e di tutta Italia in questo senso sarà molto molto più produttivo. Che cosa bisogna cambiare? Si parlerà oggi di riforma, no, della giustizia sportiva, e quale deve essere il ruolo dei giudici federali? Dunque, intanto ci tengo a dire che il diritto dello sport è un laboratorio sempre aperto e quindi ci saranno sempre dei problemi. Per quanto riguarda in particolare i giudici federali non possono che attenersi alle regole per cui sono stati nominati giudici, cioè alle regole federali. Queste regole federali assimilano in qualche modo, direi in modo sempre maggiore, i giudici federali ai giudici ordinari. Il problema è che nello sport c'è il governo dello sport che nomina i giudici sportivi. Quindi un conto sono i problemi, diciamo, di giustizia mera e propria, un conto sono i problemi, il background di questi problemi, i problemi politici, quindi è di questo. È su questo che bisognerebbe discutere, ma è un argomento completamente diverso da quello giuridico. Perché la giustizia sportiva dovrebbe avere le stesse regole della giustizia ordinaria? Perché forse si fa un po' di confusione tra questi due ambiti? Assolutamente sì, infatti abitualmente i giornalisti hanno il loro ruolo, il reato sportivo. I reati sportivi non esistono, esiste l'illecito disciplinare, la sentenza del giudice sportivo non esiste, la giurisprudenza sportiva, quella sportiva non è giurisprudenza, quindi c'è la tendenza ad assimilare, e questo è anche un po' il difetto che ha seguito la riforma, di assimilare i giudici dello Stato ai giudici dello sport. Pensate che è stato stabilito il principio del giusto processo sportivo, che è da un punto di vista giuridico un'abnormità. C'è una responsabilità dei giudici federali nel caso di sentenze inique? Esiste un organo che è la Commissione federale, chiamiamola così, che è una sorta di CSM della giustizia sportiva. Quindi esiste in teoria una commissione che alla fin fine può anche disporre sanzioni disciplinari nei confronti dei giudici e addirittura revocarli. La FISE, la Federazione Italiana Sport Equestri, è una delle federazioni che sta attraversando un momento molto complicato. È necessaria questa riforma della giustizia sportiva? E perché? La riforma della giustizia sportiva è assolutamente necessaria, perché quello che il sottoscritto ha avuto modo di attenzionare professionalmente attiene a una federazione, ma mi risulta che sia un fenomeno diffuso in un po' diverse federazioni e quindi è chiaro che bisogna avere un'ottica di visuale da sopra che consenta di dare una rettifica a quello che è attualmente l'impianto normativo della giustizia sportiva. Necessariamente quando viene meno una componente, e oggi forse diffuso in più settori, da un punto di vista di etica comportamentale, probabilmente bisogna supplire con un impianto normativo adeguato a rispondere alle esigenze di legalità, perché lo sport soprattutto deve avere riguardo alle esigenze della base e poi salire ai vertici. E se il vertice può avere degli atteggiamenti forse discutibili, la base deve poter lamentarsi alzando la testa nei confronti dei vertici. Ci può fare un esempio concreto di quello che non va e come si può risolvere, proprio per far capire bene? Credo di poter dire questo. Il procedimento di giustizia sportiva è un procedimento che segue le regole del processo civile, ma per lo più ha un impianto di tipo accusatorio, di tipo penale. Già questo è un ibrido che rende un po' più tortuoso e difficile la valutazione, o meglio l'applicazione della vera giustizia da un punto di vista tecnico, e se al punto di vista tecnico aggiungiamo una valutazione che viene rimessa in termini troppo discrezionali agli organi di giustizia, perché hanno la possibilità di
applicare il principio di un processo sintetico, corto, breve, rapido, e quindi vengono sfoltite molto spesso delle richieste istruttorie che sono finalizzate alla ricerca della verità. È chiaro che questo potere, diciamo, decisionale sfocia maggiormente in un ambito discrezionale più che in applicazione e nel rispetto dei principi del giusto processo ormai di diffusione euro-unitaria e dei principi anche nostri costituzionali. Questo è il problema vero della giustizia sportiva. Quindi c'è il rischio di sentenze monocratiche? Le sentenze del tribunale sportivo sono promanazione di un organo collegiale, però c'è sempre la figura del presidente o del presidente facente funzioni, che ovviamente per la sua anzianità o per il suo ruolo orienta quello che è un po' la decisione del collegio. E quindi se lei mi chiede se è una decisione di un monocratico, probabilmente è così. Diciamo, il cittadino comune, quando sente parlare di giustizia sportiva, pensa subito, no, ai casi di doping, il caso Sinner, eccetera, eccetera. Però perché c'è la necessità di rivedere un po' la giustizia sportiva? Ce lo vuole spiegare proprio anche nel dettaglio tecnico? Beh, la giustizia sportiva è in capo all'ente o alla federazione, pertanto è l'ente che nomina o fa eleggere, perché un tempo erano nominati, adesso abbiamo cambiato gli statuti, gli organi di giustizia, dal procuratore al collegio giudicante alla Corte d'Appello, sono tutti eletti. E ovviamente per essere eletti devono essere candidati e normalmente il presidente porta avanti la sua giustizia, perciò fa eleggere i suoi amici. Ritengo che non è il massimo che un organo di giustizia sia all'interno dell'ente, perché comunque così è a busta paga, perché viene pagato per i casi che svolge, viene pagato direttamente dal presidente dell'ente o della federazione. Ritengo che per essere una giustizia reale dovrebbe essere al di sopra per poter giudicare, perché il presidente stesso può essere oggetto di indagini o attività della procura e della giustizia interna. Pertanto come si fa a essere sotto indagine ed essere colui che paga chi ti deve giudicare? Non è fattibile, secondo me. Controllore e controllato che coincidano non si può sentire. Come allora andrebbe riformato il sistema della giustizia sportiva? Secondo il mio punto di vista la giustizia sportiva dovrebbe essere al di sopra dell'organo che giudica, pertanto se la giustizia interna alla federazione o all'ente deve essere al di sopra, dovrebbe essere la giustizia del CONI, e così a seguire la giustizia che poi deve controllare e vigilare sul CONI dovrebbe essere ancora al di sopra del Comitato Olimpico, non può essere nominata dallo stesso comitato. Quando si parla di integrità nello sport, che cosa si intende? Io credo che integrità e sport siano quasi sinonimi, però che cosa si intende oggi? Le regole di integrità sono senz'altro uno dei capisaldi del sistema di giustizia e devono sempre essere rispettate. Oggi in buona sostanza vanno verso la protezione delle regole contro il doping, contro il match fixing, la violenza, il buon governo delle amministrazioni. Quindi integrità e giustizia sicuramente fanno parte di uno stesso sinonimo, di uno stesso gruppo e devono senz'altro essere rispettate. E quali sono appunto i modelli dell'integrità esistenti nello sport? Oggi l'Unione Europea con il piano di lavoro 2024-2027, quindi parliamo proprio dell'ultimo documento uscito un anno fa, mette le regole di integrità al primo posto, quindi la protezione di quelli che sono i diritti fondamentali sia degli atleti che chiaramente delle associazioni. Direi che in questo momento forse una delle priorità, dei topic, come dicono appunto gli anglosassoni principali, riguarda sicuramente anche la protezione dei minori e il trasferimento degli stessi sotto un profilo internazionale e la protezione quindi dei loro diritti sottesi. La giustizia internazionale può avere un influsso anche sulla giustizia nazionale? Sono in realtà due parrocchie abbastanza distinte, non dico distanti senza usare un gioco di parole, ma sicuramente distinte. Perché il nostro sistema, che si basa poi su una legislazione anche complessa sotto un profilo proprio di interpretazione, poi sfocia su un imbuto collegato appunto al collegio di garanzia del CONI e a vie di ricorso che sono molto molto limitate. Paradossalmente è molto più facile quella internazionale, anche molto più chiara secondo me, perché poi alla fine consente un vero giudizio di merito al di fuori del sistema federale. Con questo probabilmente, che c'era anche in Italia fino al 2014, poi in ragione di scelte di natura legislativa e perché no anche politica è stato tolto. Non so se oggi sia ancora una scelta veramente giusta, anche se prendiamo atto della capacità e qualità delle decisioni,
Tuttavia credo che qualche correttivo potrebbe essere di nuovo auspicabile. Da sportivo, da professionista, questa giustizia sportiva come va riscritta, se va riscritta, perché spesso, insomma, anche il convegno di oggi evidenzia che spesso il controllore e il controllato coincidono e insomma questa è un po' l'antitesi del concetto di giustizia. Ma messo da parte il ruolo di assessore, messo da parte il ruolo di ex frequentante i campi di calcio, credo che sia importante parlarne, perché da cittadino, da tifoso, da sportivo, quello che piacerebbe a tutti è avere una risposta veloce. I nostri campionati non possono non finire perché c'è ancora di mezzo la giustizia sportiva che deve decidere qualcosa, perché dopo si crea un sentimento di caccia alle streghe, si crea tutta una cosa, ma perché questo, perché quell'altro. Invece noi vogliamo le cose pulite, vogliamo le cose veloci e vogliamo le cose che possano non incidere su quello che è il risultato del campo. Se succede qualcosa che giustamente deve essere demandata alla giustizia sportiva, è necessario che ci sia velocità. Potrei stare qua un'ora a spiegare cos'è lo sport, perché lo sport è sicuramente salute, benessere, qualità della vita, ma lo sport, se vogliamo guardare proprio alle imprese, è turismo, è business, ma fondamentalmente è stare assieme. Questa è l'accezione che più mi piace e che è quella che vorrei portare avanti. Lo sport è disciplina, esattamente come la vita militare. Oggi ospitate questo convegno perché è una disciplina che non deve essere rigore assoluto, ma alla fine è valore, no? È vita. Assolutamente sì, lo sport si basa su principi fondamentali che sono l'onestà, la trasparenza e soprattutto quella sana competizione sportiva che dovrebbe caratterizzare ogni atleta. E del resto la vita stessa ci dovrebbe portare a comportamenti di assoluta trasparenza e onestà, specialmente verso noi stessi, perché se rispettiamo noi stessi noi siamo in grado di rispettare anche gli altri. Io sono Lorella Tempia, presidente di un'associazione Giacomo Fornasier, nata a nome di mio figlio che purtroppo si è reso la vita. La nostra vicenda è una vicenda molto triste e che spero veramente sia toccata a poche persone. Il pedofilo dei miei figli era un istruttore della Federazione Italiana Sport Equestri che dopo varie vicissitudini è stato radiato, però poi dopo anni abbiamo scoperto che è stato ritesserato dalla federazione. Quindi ora che cosa chiede alla giustizia sportiva? Io chiedo che la giustizia sportiva funzioni, perché in questo momento non funziona né la giustizia sportiva né la procura della Federazione Italiana Sport Equestri né nella procura del CONI, perché io ho chiesto un commissariamento con delle prove molto forti e inconfutabili e il CONI non ne ha preso atto, perché probabilmente dovevano prendere delle posizioni molto forti contro una federazione. Pertanto io ritengo che a oggi è molto più importante tutelare una federazione che non tutela i minori piuttosto che le vittime, e questo non deve più succedere. Pertanto una giustizia sportiva così non ha senso di esistere. Una giustizia sportiva che andrebbe riformata, no? Nel dibattito ci sono tanti elementi, soprattutto perché sia una giustizia giusta, dove il controllore e il controllato spesso possono coincidere. Come andrebbe riformata la giustizia sportiva, se per lei va riformata? Allora guardi, la giustizia sportiva probabilmente va riformata, o meglio, più che di riforma io parlerei di tagliando, nel senso che è fisiologico che cambia il presidente o comunque dopo qualche anno intervengono delle modifiche in questo ambito. Io credo che dal punto di vista della trasparenza, come diceva lei, dal punto di vista del fenomeno controllore controllato, probabilmente qualcosa bisogna fare, e credo che debba essere il CONI in prima battuta a farlo, magari anche d'intesa con l'autorità vigilante, quindi con il governo, ma deve essere il CONI. Di idee in cantiere ce ne sono, io penso che, essendo
tra l'altro l'ultima riforma datata al 2014, quindi sono passati una decina d'anni, credo insomma che i tempi siano maturi per intervenire. Secondo lei come andrebbe riformata? Perché poi dal punto di vista del cittadino comune, no? I casi più eclatanti, Sinner, Schwarz, cioè, ecco, ma ci sono a pioggia tutta una serie di casi che riguardano anche l'attività sportiva dilettantistica spesso. Quelli sono casi di doping e la giustizia sportiva, diciamo così, doping è separata dalla giustizia sportiva, chiamiamola così, ordinaria, perché la giustizia sportiva doping risponde ad un codice mondiale, il codice VADA internazionale, quindi lì voglio dire deve intervenire il CIO, devono intervenire gli organi preposti a livello internazionale, non nazionale. Poi è chiaro che dal punto di vista nazionale qualche riforma ci può stare, per esempio oggi i giudici, per quanto in maniera mediata, vengono nominati dal CONI o vengono nominati dalle singole federazioni. Probabilmente bisogna fare in modo che la procedura di nomina sia sottratta al soggetto nell'ambito del quale il giudice opera, per garantire una maggiore terzietà, una maggiore indipendenza. Probabilmente si potrebbe prevedere il meccanismo del sorteggio, si potrebbe prevedere il meccanismo della rotazione, per cui tu non puoi stare per più di 1 anno, 2 anni all'interno di un organo di giustizia di una federazione e poi vai a fare magari quel tipo di lavoro in un'altra, quindi di idee ce ne sono diverse. Credo che sia opportuno insomma mettersi di buzzo buono e cominciare a lavorare per produrre nel più breve tempo possibile qualcosa.